Un altro triste primato per Agrigento che si conferma maglia nera per evasione fiscale. A dimostrarlo è un rapporto effettuato dal centro studi Sintesi tracciato per il Sole 24 Ore che colloca la città dei Templi al primo posto per evasione dell'IRPEF. Un report che si basa sulla differenza tra i contribuenti potenziali, che sarebbero 256.856, mentre sono del tutto sconosciuti all'Agenzia delle Entrate 107.655 contribuenti che ufficialmente non lavorano e sono sospettati di eludere il fisco. Il tutto fa balzare Agrigento in vetta alla classifica con un tasso pari al 41,9%. L'indice percentuale più alto che si registra nella nostra provincia se lo aggiudica il comune di Palma di Montechiaro, che su 24.000 abitanti 14.000 sono i contribuenti calcolati e 8.500 cittadini che evadono il fisco con un tasso pari al 60%. Seguono i comuni di Ravanusa, Canicattì, Campobello di Licata, Licata, Ribera, Favara, Raffadali, Menfi e Sciacca. Secondo gli esperti che hanno stilato la classifica, molti cittadini si nascondono nel lavoro nero e di conseguenza non presentano dichiarazioni. I più onesti in Sicilia, si fa per dire, sono le città di Enna con un tasso evasivo del 33,3%, seguita da Trapani, Ragusa, Catania, Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Messina. Da un confronto con le province del nord Italia, vittoriose le città di Trieste, Genova e La Spezia, con un tasso di scappatella fiscale che va dall'8% in giù. Con un livello inferiore al 10% le città di Bolzano, Trento, Gorizia, Venezia e Aosta. Certo, con la grave crisi economica che ci trasciniamo da tempo e la quasi impossibilità di tenersi il posto di lavoro per chi ce l'ha anche con basse retribuzioni, si è più tentati dal lavoro nero e quindi non pagare le tasse in modo da far rimanere qualche euro in più nelle tasche dei cittadini. Il centro studi Sintesi precisa comunque che anche tra le città più oneste ci potrebbe essere qualche persona più furba delle altre che non dichiara tutto quello che dovrebbe.